Buongiorno a tutti, sono Olivotto Cinzia, sono qua a Guodo, nell'Oltrecciusa, al programma Le Intra la nostra dente e sono qua in questa azienda agricola dei Fardì Talamini della Tela. Capo di me a buon Giovanni, che saluto subito. Ciao Giovanni. E la prima domanda che volevo fare, ma come mai avevo golu verde una stala al dire in cui che insomma le stale non ne quasi più? Come mai? Allora l'idea è partita nel 2004, laureane sia io che mio fratello in fabbrica di acciai e visto la crisi ho deciso di intraprendere da nuovo la strada dell'agricoltura come è nota. E sono partite nel 2004 con sia bestie da carne e in lotta sono arrivate a che vedo, ecco. Prima avevano solo che da carne, adesso invece avevo roba da latte, così potevo lavorare sia il latte che anche la carne e da stan ho preso anche qualche portello. Benissimo. E avevo avuto qualche difficoltà con la legge del dì in cui avere sta stala? No, difficoltà per la legge no, difficoltà per accedere a degli aiuti sì. Ovunque ognuno si appoggia a dente del mestiere che in ha consigliato fino adesso pulito. Ma questa attività l'avevo ereditata oppure se ho proprio partite da zero vosaltre? No, la passione forse sì l'avevo ereditata, però con la bestia sono partite nosaltre proprio, perché già la mia famiglia ha sempre avuto vacche e anche campagne e così, invece sotto il mio ricordo già non gli aveva più, ecco. Quindi sono partite da zero, come dicevo prima, nel 2004. E c'è prodotti, posto l'encamento i prodotti che facevi? Innanzitutto lavoro un latte intero e non faccio tanta sorte di formei perché sono appunto appena partite, bisogna imparare, la passione la è, faccio più in avanti farò anche l'onto, adesso non lo faccio ancora, e d'autunno, che sto da qualche anno, ecco, lavoro anche la carne. E c'è bestie asto? Allora, per la carne avevo due razze, diciamo, avevo un incrocio blu belga e pezzata rossa che lo utilizzo sia per il latte che anche per la carne. Invece il blu belga le consiglia solo per la carne. Ma la bestia, la vacce, diciamo, e lo solo da stalla o le portavo anche su a monte? Allora, le da stalla sì, perché le da stalla, però ogni anno che le da carne le va fuori dai primi di maggio fino verso la fine di ottobre. E invece che le da latte le tirerò fuori a casa dell'azienda alternando anche il bel tempo perché non ho neanche più questi gran pras da poter pascolare. Ecco. Sì. Vendeo solo vostri prodotti oppure anche altri prodotti? Allora, per quanto riguarda la carne e il formei, solo i nostri per il momento, e invece vendo prodotti sempre di aziende agricole della provincia di Belluno, può essere miele, marmellate, farine, tisane, ecco, queste sono le più principali dirò, ecco. Sì. Allora la gente ha sicuramente piacere di iniziare e di comprare i prodotti, i vostri prodotti naturali, sia noi, i paesani, oppure sia anche i turisti. E lo movimento, e lo dente chi in casa comprare? Allora, movimento sì, direi ogni di più. Il negozio, il punto vendita, diciamolo così, l'abbiamo aperto al primo di maggio, appena abbiamo avuto l'autorizzazione, però fino adesso la gente non era perché sì, non è che la sapesse questo punto vendita dirò. Da domenica 23 di maggio che ho fatto l'inaugurazione abbiamo veduto aumentare il giro, ecco, sia dalla popolazione del nostro paese che anche da fuori, insomma. Ecco. La gente l'apprezza sempre di più a dire comprarsi il prodotto da noi che nasce, vede certo. Che il magna
la bestia che mangia, come si trattata e tutto. Dunque tu ti hai lavorato tante anni in fabbrica e poi ti hai sgoludi, adesso fai algo altro che non sei fabbrica. Io penso che sia proprio una decisione difficile, cioè come mai te l'hai in questa idea? Allora, sicuramente è una decisione difficile, impegnativa sia come ore di lavoro che condutto. E la fortuna di avere mio fratello della stessa mia età circa, e laureane tutte e due insieme sulla stessa fabbrica, erano usate a lavorare 10-11 ore al giorno, che anche a cominciare la crisi ha ridotto l'orario a 8 ore al giorno. E per noi altri l'era massa poco, sia finanziariamente che anche come tempo erano massa poco impegnate, e abbiamo cominciato a lavorare fuori, roba che abbiamo sempre fatto. Innanzitutto per questo lavoro qua bisogna avere amore del suo paese e della tua croda, della tua montagna, insomma, ecco. Sì. E da là sono partite alternando laureane sia in fabbrica che anche sull'agricoltura, appunto come dicevo prima, con sia bestie, abbiamo cominciato a carchevara, eccetera, eccetera, domandando l'autorizzazione a tutti i proprietari di terreni se potevano SA, sono sempre state accolte bene e da là sono partite. L'hanno dopo con 12, dopo 18, dopo lì fuori al discorso di questo piano sviluppo che si poteva accedere finanziariamente al 45% e avevamo deciso di comprare il terreno e fai su questo edificio che vedrei. Sì. Ecco. Ma ascolta, tuo fratello che non lo vedo perché lavora anche il capo di te, Agnoilo. Allora, a me fratello, è vero, l'azienda non è grandissima, però la è grande, la richiede tanto lavoro, però non basta questo. Avendo da lavorare anche in bosco, in cui le due lavorare in bosco. Si alternano, qualche settimana va e qualche settimana vado io e qualche dì bisogna che sono cadute due. Ecco, dopo tutti questi anni, insomma, che anche poche, diciamo, ma siamo contenti anche dell'aspetto economico? Allora, dell'aspetto economico è ancora un po' presto a parlare, perché è tutto nuovo, gli impegni gli stati grandi e come diceva nota dal pè della Val si conta la Taies. Io penso di ruare picchi impresa dal pè della Val proprio per poter contarle. Sta Taies, diciamole così. Abbiamo avuto un grande di soddisfazione e anche aiuti dalla gente del posto che ne danno una mano e tante robe così. Per il fatto economico è da dire che questo l'abbiamo fatto sia io che mio fratello, che ho tutti e due i figli maschi. Sì. Io lei in tempi grandi, che ha quasi finito la scuola e rende proprio questo argomento, quindi la forza l'aumenta e molto probabilmente aumenterò anche la condizione del lavoro qua, ecco. E le prospettive per il futuro, avevo intenzione di fare c'è per il futuro? Allora, innanzitutto fai qualche prodotto di più, logicamente aumentando i numeri di cappe, se fino adesso, a oggi come oggi, che ne avevo una cinquantina, spero di aumentare un po' e di conseguenza aumenterò anche il tipo di prodotti. Certo. E dopo non è che si inventone altre robe da poter, si spera che la gente, come che ha dimostrato fino adesso, che la viene a consumare i nostri prodotti, perché si vede sia come chi è fatte che come è anche prima dei figli. C'è chi insomma mangiare la bestia e tutto, ecco. E poi, innanzitutto, secondo me, proprio il motivo che porta a sta gente di Nicale è proprio che sono tornate a mantenere la tradizione principalmente, però anche la pulizia del nostro paese. Ti ringrazio per questa intervista, saluto tutte quante a Cesa e ciao a tutte.